Buonasera a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera torniamo in Repubblica Centroafricana per ascoltare la voce di altri missionari che dedicano il loro tempo, la loro vita alla popolazione centroafricana in una situazione difficile, in un contesto ancora delicato, anzi potremmo dire sempre più complicato. Nei giorni scorsi, a metà novembre, c'è stato un nuovo attacco dove sono morte 48 persone in una zona di Bangassou, nell'area di Alindao. In particolar modo i ribelli hanno ucciso il vicario generale e anche un sacerdote, oltre alla popolazione che si trovava in questa struttura accanto alla missione. Un attacco dovuto a ribelli, una sorta di rappresaglia per l'uccisione di un mercenario nigerino. Questa è la situazione in cui si trova appunto la Repubblica Centrafricana. Nonostante questo, gli operatori internazionali vivono ancora momenti di difficoltà, alcune operazioni umanitarie sono state annullate. Nonostante questo, le famiglie religiose continuano invece a restare al fianco della gente, anzi è proprio questo a dare loro la forza e il coraggio di proseguire missioni che sono iniziate decenni fa. E allora con l'occasione della festa dei 40 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Armando Gianni, una festa che si è svolta nei mesi scorsi a Genova, al convento di San Bernardino, ebbene abbiamo raccolto la voce di alcuni missionari, una voce ancora attuale perché ci parla proprio del coraggio, della forza di volontà di rimanere in questo popolo così colpito appunto dagli interessi internazionali o possiamo dire dal disinteresse della comunità internazionale, un popolo che non vede ancora la luce in fondo al tunnel, una guerra civile che continua a mietere vittime come appunto è stato il caso del mese scorso, e queste sono solo alcune delle notizie che arrivano sino a noi. Allora vi lascio a queste interviste e a questo racconto di vita vissuta in Repubblica Centrafricana con alcuni rappresentanti di famiglie religiose impegnate soprattutto nell'area di Bouar. Siamo a 400 km a nord-ovest della capitale Bangui. Con Missione Mondo ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Com'è nata questa esperienza personale in Repubblica Centrafricana? Quando ero giovane ho detto devo fare qualcosa con la mia vita e è capitato che Nico Cappuccini poteva andare in missione. Non sapevo dove il Centrafrica, ma proprio sono andato lì e ho trovato una missione dei frati e così mi sono trovato in Centrafrica. Questi sono anni un po' difficili, questi recenti. Lei come trova la forza e il coraggio, come diceva padre Mirek, per restare? Allora è sicuro che la situazione non è facile, ma comunque stiamo con la gente e questo è il primo. Seconda, viviamo nella fraternità dove viviamo con i frati, come i frati, con i frati, allora questo c'è la forza. E bisogna sperare, bisogna avere un po' il coraggio anche. È certo che siamo un po' deboli, ma andiamo avanti con la gente, con la speranza che Dio ci aiuta in ogni momento. Ci sono piccoli segnali di speranza a Bocaranga tra la gente? Penso di sì, c'è la gente che vuole la pace, la gente che vuole fare qualcosa, la gente innocente che vuole costruire il paese, ma piuttosto che costruire si sta distruggendo tutto, ma comunque si vede i giovani, i bambini, i giovani, la gente un po' adulta che vuole fare qualcosa e questo è importante. Quanto è grande la famiglia Betarramita in Repubblica Centrafricana, dove vi trovate anche come zone? Allora in Repubblica Centrafricana abbiamo 3 comunità, prossimamente una quarta alla capitale. Allora la prima fondazione è quella di Niem, che è cominciata nell'86, più di 30 anni fa, dove ci sono 2 missionari, padre Arialdo e padre Tiziano, l'uno che si interessa dell'evangelizzazione, tutti e 2, padre Arialdo in particolare delle scuole di villaggio e Tiziano medico dell'ospedale e della sala operatoria che diventerà operante tra poco. È importante la presenza anche delle persone che vengono a conoscere le missioni, che fanno i viaggi in Repubblica Centrafricana e tornano, però poi non fanno mancare il loro sostegno. Anche per quanto riguarda la vostra realtà ci sono tante opere di aiuto? Sì, senza i volontari che scendono in Africa a dare una mano sarebbe impossibile realizzare tutto quello che abbiamo realizzato. Penso anche all'altra grande opera che abbiamo, che è il centro San Michel per
malati da AIDS, dove in questo momento si sta costruendo anche un centro oftalmico, e tutto questo si può realizzare attraverso soprattutto i volontari che danno una mano come tecnici, come altri vengono anche semplicemente per vedere la missione e poi magari in Italia aiutare con i finanziamenti a portare avanti i progetti. Qual è la novità allora dell'apertura anche di un'attività a Banghina in capitale, se ce ne vuol parlare? Beh, questa è una piccola missione in Fieri. Intanto il cardinale di Bangui ci ha dato una piccola casetta per poterci installare. Si installeranno 2 padri e l'idea è quella di accogliere dei giovani un poco più preparati dal punto di vista culturale, che fanno un cammino di discernimento spirituale, e anche quello di aprire a Bimbo, il quartiere vicino al PK5, dove ci sono stati tutti i disordini, dove ci sono tante congregazioni religiose, aprire una parrocchia, perché c'è una parrocchia immensa che il cardinale vorrebbe dividere in 2 parti e una parte affidarla a noi. Voi avete una parrocchia particolare, Nostra Signora di Fatima, che è nel centro di Buara. A proposito di stare tra la gente, quello vuol dire proprio vivere la missione. Questo è anche il senso di essere missionari oggi. Certo, a Fatima si è proprio in un quartiere della città di Buar, dove la gente si è spesso rifugiata nei momenti difficili. La parrocchia è stata riempita di profughi che scappavano dai disordini, dai banditi, e è proprio nel cuore del quartiere. E lì i missionari sono a contatto tutti i giorni. Io ho presente, ogni minuto c'è qualcuno che bussa alla porta perché ha un bisogno o quell'altro, e la cosa fondamentale è essere disponibili, aprire e accogliere tutti, insomma. Padre Agostino, tu fai parte della famiglia dei Camigliani, sei stato in Centrafrica 3-4 anni, dal 2014 allo scorso anno. Dove esattamente e che cosa hai fatto? Sono stato in Repubblica Centroafrica, a Bostantele. Ho fatto 3 anni di missione. A Bostantele noi abbiamo un ospedale fondato da una suora che purtroppo è morta. Monsignore Armando Gianni ci ha invitato e abbiamo preso l'ospedale. Allora, quindi abbiamo l'ospedale, abbiamo la parrocchia e la comunità camigliana. Ho fatto 3 anni di missione lì. Sono stati 3 anni intensi, immagino, perché sono stati i 3 anni più difficili della Repubblica Centrafricana. Come ti sei trovato in questo frangente e come sei riuscito anche a trovare forza? Sì, 3 anni veramente intensi, che c'è molto da fare. Voi sapete che è successo la guerra e abbiamo tutto da fare. C'è la povertà, c'è le persone in pericolo che noi abbiamo ospitato nella nostra comunità. C'è mio confratello, padre Bernard, che è direttore dell'ospedale. Lui, mentre la guerra, adesso ha avuto un preso di un'organizzazione internazionale per tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo ospitato 1100 musulmani che sono in pericolo e tante cose che abbiamo fatto. Sì. Purtroppo la religione in Centrafrica viene utilizzata come strumento per scatenare scontri, ma è così oppure no? Dobbiamo dire che le persone, la gente si sballa della situazione della guerra in Centroafrica. Si dice spesso la guerra fra i religioni, musulmani e cristiani. Non è questo, perché ci sono cristiani che hanno accolto tanti musulmani, hanno salvato i musulmani, e i musulmani non c'è normalmente problema. Le persone, i ribelli, le anti-Baraka, si chiamano anti-Baraka, che hanno fatto la guerra contro i ribelli, non sono cristiani, perché la religione cristiana non invita a uccidere il fratello. Loro sono solo un gruppo che sono
hanno fatto la guerra contro quello che gli stranieri che sono venuti. Allora la guerra non è un problema di religione normalmente, adesso sta utilizzando per questo scopo, però purtroppo stiamo pregando per la pace sempre. In Africa, in una missione come quella di Bossentelè, come si salva la vita? A volte basta aprire la porta, ascoltare le persone, a volte magari ci vuole qualcosa di più. Lì come agite? Dico quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo salvato le persone e salviamo la vita nella cura dei malati. Le persone, noi abbiamo un ospedale e il nostro ordine è specialmente un ordine che noi il servizio dei malati, abbiamo l'ospedale, andavamo nei villaggi a curare i malati, ad aiutare, e a volte succede che noi andiamo nelle periferie per incontrare la gente, le persone più povere, e anche per regolare un po' le difficoltà delle famiglie, perché dopo la guerra sai che non è facile, la società, come si chiama? C'è un gruppo, abbiamo stabilito qualcosa per invitare le persone ad essere fratelli, a vivere nell'amore, nel perdono e nella riconciliazione. È questo che noi abbiamo fatto. Come tutte le famiglie religiose, anche quella cappuccina è rimasta in Repubblica Centrafricana nonostante le difficoltà legate a questi anni. E qual è l'importanza di essere vicini alla gente, di non lasciare sguarnite le missioni, le parrocchie? Beh, la missione è parte integrante del carisma francescano. Francesco d'Assisi, appena avuto 4 fratelli, è andato subito in missione, li ha divisi in due da una parte e 2 dall'altra, e così è sempre stato. I cappuccini sono stati i grandi formatori di propaganda fide fatta per le missioni, no? Tant'è vero che il patrono delle missioni è un cappuccino, quindi martire, che ha dato la vita per le missioni, soprattutto nella zona di Germania, Svizzera, eccetera. Quindi noi siamo nati proprio con le missioni, no? Nel 1500 siamo stati subito missionari e noi siamo sparsi un poco in tutto il mondo. Non c'è quasi una nazione dove non ci siano i cappuccini. In America Latina resisteva per esempio Paraguay e Bolivia. Oramai queste 2 nazioni hanno una forte comunità cappuccina, tanto in Paraguay come in Bolivia, dove i cappuccini si stanno diffondendo in tutte le zone di quelle nazioni. Quindi noi siamo essenzialmente missionari perché siamo nati così. Lei è stato in Centrafrica da poco, che situazione ha trovato? Sì, ho trovato una nazione che non esiste quasi, cioè allo sbando, sai, come un vascello che non sa dove andare, perché il Centrafrica è una nazione che è un poco preda delle nazioni vicine, vengono bande armate, ammazzano, rubano, se ne ritornano e fanno così, è una cosa continua, quindi è una nazione che non è quasi nazione. Si chiama centrafricana perché è nel centro dell'Africa, però che abbia una consistenza politica, anche identità nazionale, non la sento io. Ho visto che in quei giorni che sono rimasto lì, sono rimasto un poco sconvolto anche di come questa nazione è proprio indietro, io dicevo di un secolo perlomeno dall'Europa. Speriamo che con l'aiuto anche dei missionari questa nazione possa progredire e crescere un po' agli occhi del mondo. Lei è procuratore da poco tempo, che responsabilità è questa naturalmente di guida di questa grande famiglia? Il procuratore è quello che deve procurare aiuti materiali e spirituali alle mie missioni, quindi io sto facendo di tutto per aiutare questa Centrafrica e anche il Perù, e soprattutto mi sono orientato all'infanzia, perché se c'è da aiutare una parte della popolazione che ha bisogno è proprio l'infanzia, la quale è molto precaria. I bambini muoiono, molti bambini, a 5 anni di 10 bambini ne muoiono 4, vuol dire che quasi la metà dei bambini muoiono, quindi perché c'è una mancanza di attenzione alimentizia, medica eccetera, per cui io mi sono dedicato praticamente a vedere il benessere dell'infanzia. Perché ha deciso di intraprendere questa lunga attività di missione? Beh, io ero in contatto con padre Luca, che era il medico di Bocaranca.
aveva bisogno di piccole attrezzature, piccoli apparecchietti perché voleva mettere su un laboratorio di ematologia. Io ero specialista in ematologia, avevo un grande laboratorio con tante cose che non usavamo più, che buttavamo via, e gliele mandavo, quindi lui mi scriveva per ringraziarmi e siamo rimasti in contatto per parecchio tempo, poi mi ha invitato ad andare a vedere, sono andata a vedere, ho messo insieme dei recuperi dalle guardie che facevo in ospedale a San Martino, sono stata là 1 mese e mezzo, ho lavorato con lui. E quella è stata un'esperienza che ha stravolto la mia vita. Quando faceva un cesareo, come potevo aiutarlo io, salivo su una sedia e tenevo una lampada a petrolio per fare le luci. Questa era la situazione. Quindi dopo quell'esperienza sono tornata in Italia e non mi sentivo più a mio agio in Italia. Ecco. Che anni erano? Era nel 1974. Quindi com'era la situazione in Centrafrica, anche della sanità? Tranquilla. Era un paese povero, poverissimo, però era tranquillo, non c'erano i ribelli, c'era la pace, c'era l'imperatore Bokassa che governava con un pugno di ferro, però teneva l'ordine, insomma non c'erano tutti i problemi che ci sono adesso. Il problema adesso ci sono i ribelli sostenuti dalla Francia, i ribelli sostenuti dal Chad, i ribelli che vengono dal Sudan, i ribelli che vengono dalla Nigeria, i ribelli che vengono dal Niger, ci sono tutti capi ribelli che cercano di arricchirsi alle spalle della povera gente. A quell'epoca erano tutti poveri, però era un paese pacifico, si aveva molte speranze, si pensava che il paese avrebbe potuto svilupparsi, che saremmo arrivati a un grado di livello di sviluppo abbastanza soddisfacente, si cominciava a costruire le scuole, la diocesi ha cominciato a costruire le scuole, cominciava a costruire i dispensari, i piccoli ospedali. Mai si sarebbe pensato che si sarebbe arrivati a un punto tale, impossibile immaginarlo. Come riuscite un po' a coordinare la medicina di questo paese, le strutture e anche i bisogni? Sì, dagli anni dal 90 al 2000 il Ministero della Sanità aveva fatto grandi cose, coordinava, chiamava le ONG, chiamava le missioni. Dunque il Ministero della Sanità si lavorava molto e in coordinazione e hanno fatto tantissimo, hanno costruito tanti ospedali, hanno messo insieme quelle che si chiamavano allora le soins de santé primarie, la sanità di base, nel 1982 avevano messo in marcia l'università a Bangui, quindi hanno cominciato a formare infermieri diplomati, ostetiche, persino medici, tecnici superiori di santé e poi medici, avevano preparato categorie di personale, costruito piccoli dispensari, ospedali, tutto un grande sviluppo, uno sviluppo enorme. Poi è arrivata è arrivata il nubifragio, l'inondazione, tsunami, tutto, con tutte queste... Anche perché hanno cominciato a fare delle inchieste, hanno trovato che c'era il legno, c'erano i diamanti, c'era l'oro, hanno cominciato a fare delle inchieste per cercare il petrolio, hanno trovato il petrolio, poi c'era l'uranio e a quel punto lì tutti volevano accaparrarsi queste ricchezze. La condanna del Centrafrica è che è un paese ricco, quindi tutti vogliono venire per procacciarsi le sue risorse naturali e chi ci rimette è la povera gente. In questo senso qual è la situazione della sanità nel paese, anche a livello di mezzi e di strumenti? La sanità ufficiale non esiste più, il paese vive della carità internazionale, quindi per quelle che sono le spese pubbliche, per esempio pagare i funzionari, si rivolgono alle grandi ONG internazionali o alla comunità europea e vivono della carità di queste ONG. Per quello che riguarda la sanità e la scuola si rivolgono alle ONG, quindi c'è Médecins Sans Frontières, Medicine del Mondo. Non esiste più una sanità ufficiale autonoma, non esiste più. Tutto dipende da questi organismi, vivono di carità internazionale, di carità.
fortuna ci sono tanti religiosi che portano avanti l'attività missionaria e anche tanti volontari che comunque vengono a dare una mano. Questo sostegno c'è sempre? Certo, sì, questo c'è sempre, soprattutto per noi, perché le nostre strutture private non sono aiutate dalle ONG, è molto difficile, bisogna fare dei progetti, chiedere, insomma. Ma gli ospedali pubblici vivono della carità delle ONG internazionali. Per noi viviamo della carità dei benefattori, il 5 per 1000, quello che raccolgono le parrocchie, anche noi viviamo di carità. Perché non possiamo, chiediamo un piccolo contributo ai malati o ai bambini le iscrizioni scolari, ma non possono pagare tutto, pagano un contributo e il resto anche noi viviamo di carità. Di questi 40 anni quali sono stati i momenti più belli, quelli più difficili anche in missione? Ma anche nei momenti più difficili, quando c'erano i ribelli, perché poi quando ci sono i problemi, ci sono le situazioni difficili, ci sono i problemi, è lì che poi si assiste, si testimonia, si tocca con mano la solidarietà, l'aiuto. Quindi anche nei periodi più catastrofici, più tragici, e poi si hanno delle soddisfazioni perché si tocca con mano l'amicizia, la fratellanza, queste cose a cui noi diamo molta importanza. Ecco. Che cos'è, se le posso chiedere, che la fate innamorare un po' del Centrafrica, forse anche le caratteristiche della gente, del paese? Beh, io avevo lavorato in Nigeria all'inizio, ero andata anche un periodo in Uganda. No, non è solo il Centrafrica, sono gli africani, la loro mentalità, hanno una fede profonda e poi hanno un ottimismo stravolgente, loro credono nella vita, credono in certi valori, è questo che ci fa innamorare dell'Africa e degli africani, nonostante tutto. Nonostante tutte le tragedie che hanno vissuto, le umiliazioni, le sofferenze, tutto, nonostante tutto restano ottimisti, restano allegri, restano accoglienti, ecco. Dimenticano il momento difficile, sono sempre pronti ad accogliere, a fare qualche cosa. Questo è quello che ci stupisce di più. E che ci fa innamorare, io non parlo di innamoramento, ma che si resta colpiti, si resta profondamente colpiti. Ecco. Dopo 40 anni lei è più centrafricana che italiana, possiamo dire. No, io sono italiana, sto bene qua, ma direi che qua, qui non sono mai contenti. Non sono mai contenti, mai. Bisognerebbe prendere gli italiani, organizzarli in piccole squadre e mandarli in periodo, 15 giorni, un mese in Africa a vedere come si vive laggiù, quali sono le situazioni. Forse cambierebbero qualcosa. Qui sono scontenti di tutto, vogliono sempre di più e non sono mai contenti di niente. Là non hanno niente e si accontentano di poco. È per questo che qua secondo lei c'è questa situazione un po' di giudizio anche sulla questione dei migranti? Perché è solo egoismo, è solo egoismo. Perché è vero che ci sono dei migranti, secondo me ci vogliono delle regole, bisognerebbe migliorare il sistema, mettere delle regole, perché ci sono dei paesi in Africa che si stanno sviluppando molto bene adesso, il Senegal, il Camerun occidentale, la Tanzania, una parte del Kenya, quelli si stanno sviluppando molto bene, quindi gli africani farebbero meglio, gli africani originari di queste regioni, a restare nel loro paese, perché chi viene su sono le persone più intelligenti, più avventurose, che hanno spirito di iniziativa e abbandonano il loro paese, è un po' come la fuga dei cervelli per noi, abbandonano il loro paese mentre il loro paese avrebbe bisogno delle persone più dinamiche, più intelligenti, più sveglie. Però ce ne sono altri che scappano da situazioni di guerra, come una parte della Nigeria, una parte del Congo-Kinshasa, insomma, e la Siria, quei paesi lì è impossibile, devono trovare rifugio qualche altra parte. Pardon, io non credo. Se gli italiani e gli altri paesi europei rifiutano per egoismo, perché vogliono conservare la loro vita tranquilla, il loro comfort, non sono pronti a condividere con gli altri. Pardon.
non sono d'accordo. Sono d'accordo con Papa Francesco quando dice il Vangelo parla chiaro, ero straniero e mi avete accolto, punto e basta. Poi dopo starà a chi è competente scegliere chi è che veramente ha bisogno di asilo, chi è che è meglio che torni nel suo paese, magari sta un periodo qua, impara a fare qualche cosa, vede com'è la situazione, ritorna nel loro paese, possono mettere in marcia delle opere nel loro paese, opere di sviluppo. Perché chi viene qua sono i più audaci, i più intelligenti, i più svegli, i più intraprendenti.